un sacco da solo a fare un po' un vantaggio e prendere la maglia gialla. Un po' deluso? No, sicuramente no, perché su salite così lunghe so che faccio un po' fatica, quindi è stato un bel risultato per me e faccio i complimenti a Vacek perché va forte. Avete cercato di arginare la furia di Vracek, tu e Zana, però non c'è stato niente da fare. Niente, oggi veramente sono arrivato distrutto, Vacek è andato fortissimo da subito, appena presa la salita ha fatto uno scatto e io l'ho presa anche un po' indietro, quindi ho dovuto inseguire da subito e niente, dai, sono contento così. Mi dispiace per il secondo posto che me la sarei potuta giocare meglio, ma in volata è più forte Zana. Rintoccano le 10 a Gemona delle Friuli e la carovana del Giro Juniores si prepara per l'ultima frazione, quella che dal capoluogo del Gemonese porterà per la conclusione di questa corsa a tappe ad Azzano Decimo in provincia di Pordenone. Al seguito della corsa il Cittirino De Candido che abbiamo intervistato. Che indicazione hai tratto da questo Giro del Friuli? Sicuramente ho preso buoni appunti. Ho scoperto che abbiamo anche dei bei ragazzini che vanno in salita, in particolare ieri scusate, il marocchino della veronese che corre con la... Il Guzzi. Bravo, perfetto. E poi ho visto dei bei ragazzini anche che sul piano vanno bene, insomma adesso vediamo, può andare avanti, comunque un'ulteriore verifica ce l'ho al campionato italiano. Un Giro del Friuli impegnativo. Come lo vuoi tu per preparare i ragazzi? Ma certo, è finalmente un Giro del Friuli che veramente dà Giro del Friuli. Questa è una gara a tappe che sicuramente andrà avanti e ha un tasso tecnico sicuramente molto buono anche sotto l'aspetto del percorso. Anche perché quando andiamo con la nazionale a fare prove di Coppa Nazioni più o meno sono o così o più difficili i percorsi, pertanto è giusto che questi ragazzi si confrontino su percorsi adatti e dopo naturalmente il migliore vinca. I prossimi appuntamenti a livello nazionale per i tuoi ragazzi? Ma adesso abbiamo il trofeo Kasberg in Germania a breve, la prossima settimana, e poi c'è il Patton e poi ci sono tutti gli europei, mondiali, un bel impegno. E le indicazioni che ti arrivano, i segnali che ti arrivano sono positivi? Ma sicuramente sì, adesso come ti ho detto un ulteriore test ce l'avremo al campionato italiano verso fine giugno e pertanto dopo da lì stileremo, ristringeremo la rosa, quella che probabilmente andrà a fare gli europei mondiali. Soddisfatto del lavoro che hai fatto in questi anni? Ma certo, sicuramente, guarda, sono soddisfattissimo anche perché se vado a guardare tutti quelli che vanno per la maggiore a livello professionistico sono davanti, sono tutti passati con me con la nazionale junior, questo mi rende anche orgoglioso, che probabilmente il lavoro fatto dalla nazionale e da noi tecnici federali è un buon lavoro. Con Cassani e con il resto della compagnia si lavora bene? Ma certamente, sai, Cassani ha una certa personalità, è il coordinatore delle squadre nazionali, con Marco Villa della pista uguale, abbiniamo l'attività della strada pista in perfetta sintonia, pertanto non c'è assolutamente nessun, tanto più che con Marino Amadori, quelli che vanno forte da junior, poi sono quelli che vanno forte anche da under, è un passaggio che pertanto c'è un buonissimo rapporto tra tutti. Che è cambiato qualcosa negli ultimi anni proprio a livello federale? Ma a livello federale no, diciamo che c'è stato sicuramente ultimamente un'amalgama superiore, abbiamo cercato di creare delle programmazioni in abbinamenti col centro studi migliori e difatti si sta vedendo che insomma, a livello juniors in particolare abbiamo un grosso aumento di ragazzini che vanno per la maggiore, anche perché se andiamo a analizzare questa è la categoria che dopo passeranno under e prof, pertanto se cominciamo bene qua ce le abbiamo dopo, altrimenti non sarà così.
105 km che, salvo il dente di Buia e lo strappo di San Daniele all'inizio, sono una lunga volata verso il traguardo finale, ma la corsa si accende già dai primi chilometri con il lungo di Zanna a Buia, con l'affondo in partenza della coppia Borgomolino Bobbo Mazzucco, i due ex leader, con la progressione di Pietro Bon, tutti attacchi per rendere la corsa dura e per cercare di inventare qualcosa che possa ancora cambiare le sorti di questo giro, anche se tutti sanno che sarà difficile fare la differenza su questo terreno. Sull'ultimo Gran Premio della Montagna di San Daniele, Ansaloni transita per primo e conferma la leadership nella classifica, conquistando definitivamente la maglia verde, formaggio dal Ben, latteria di Aviano. L'accelerazione al passaggio proietta in avanscoperta un pelotoncino con Filippo Zana scatenato con Mazzucco e Pietro Bon, ma Karel Vacek non si fa sorprendere. Inizia così dopo San Daniele la lunga marcia di avvicinamento al circuito finale, 4 giri di 8 km circa, con un gruppo che viaggiava sempre ad altissima velocità e nonostante l'andatura non mancavano i tentativi e le sortite. Un giro del Friuli quindi da vivere fino all'ultimo metro, una manifestazione che ha riscosso un notevole successo e le dichiarazioni delle squadre partecipanti sono state tutte positive. Grande lavoro organizzativo della Società Ciclistica Fontana Fredda e grande sostegno delle istituzioni, a cominciare dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sempre presente all'arrivo con i consiglieri regionali Renata Bagatin ed Enzo Marsilio. L'ultimo tentativo prima di entrare nel circuito era stato di Massimiliano Benati, Pressix e Davide Pruni della San Carlese, sui quali si era riportato Andrea Bottar della Sacilese. Poi a ranghi compatti al primo passaggio sotto lo striscione d'arrivo, sprintando per la classifica dei traguardi volanti, che alla fine andrà sulle spalle di Giulio Masotto Cipollini, che vestirà la maglia azzurra Unieuro Baviera. I chilometri finali sono un susseguirsi di scatti e di allunghi, con il gruppo sempre in fila indiana. Prima del suono della campana ci prova Davide Frezza, raggiunto e superato poi da Davide Vignato, che, concentrato nello sforzo, alza le braccia credendo di aver vinto quando invece mancava ancora un giro alla conclusione. E non è la prima volta che succede. Questa volta è toccato a Vignato, corridore della Thermo King K-Lotto Service 2000, la formazione veronese di Remo Cordioli. L'ultima tornata è tutto uno scoppiettio di azioni, una importante viene inscenata niente poco di meno che da Filippo Zanna, con lui Fabio Mazzucco, Ivan Smirnov e Marco Viero, raggiunti da Michael Belleri e da Alessandro Caloi. Zanna va a tutta, si crea il vuoto alle loro spalle e non c'è Karel Vacek, sono 56 secondi di ritardo di Zanna nella generale. E ad Armanforte al sestetto si aggiungono anche Lorenzo Giop, Andrea Pietrobon e Mattia Taborra, il secondo, il terzo e il quarto della generale in questo tentativo. Sorpreso il leader Vacek, che, accortosi della malparata, esce all'inseguimento in compagnia di Lev Gonov della Loco Spinga, braccio di ferro tra attaccanti ed inseguitori. Un finale bellissimo, un giro sempre sulle corde, un caparbio Filippo Zana che cerca di ribaltare il risultato e un altrettanto superlativo Karel Vacek che risponde alla provocazione con sicurezza, con calma, con determinazione, aiutato anche da Gonov. Il capoclassifica rosicchia metro su metro ai battistrada e va a riagganciarli a 2 chilometri dal traguardo di Azzano X, ribadendo che il padrone del Giro del Friuli è lui. Bravo, perché la situazione che si era creata non era delle migliori. Zana aveva guadagnato quasi 30 secondi a 7 chilometri dalla conclusione e se Vacek non avesse prontamente reagito, tutto poteva ancora succedere. Con 11 corridori a contenderselo, e vale a dire Filippo Zana, Fabio Mazzucco, Andrea Pietrobon, Ivan Smirnov, Marco Viero, Michael Belleri, Alessandro Caloi, Lorenzo Giop, Mattia Taborra, Lev Gonov e lui, il leader indiscusso, Karel Vacek. Sembrava scontato lo sprint tra gli uomini al comando, ma questo Giro delle Friuli ci sta abituando alle sorprese e fino all'ultimo vive di continue emozioni, come ad esempio la stoccata vincente partita ai 1500 metri che premiava un meritevole Fabio Mazzucco. L'atleta della Borgomolino anticipava tutti e da solo andava a regalare al suo presidente Pietro Nardin una splendida affermazione, la seconda in questo giro per i grigioverdi diretti da Cristian Pavanello. Lo sprint degli inseguitori era poi vinto da Smirnov su Taborra, Zanna, Giop, Pietrobon, Viero, Belleri, Gonov, Vacek e Caloi.
Pasqualotto regolava poi per il 12° posto tutto il gruppo. Karel Vacek e Tim Giorgi vinceva quindi il giro con 56 secondi di vantaggio su Filippo Zanna, Autozai e un primo 10 su Andrea Pietrobon. Sul finale avevo deciso di tirare la volata a Riccardo Bovo perché mi aveva aiutato molto in questi giorni. Infatti lo stavo portando su e mi sono trovato con 50 metri in un gruppetto e allora ho detto andiamo. C'era anche Zano davanti e non c'era la maglia. Esatto, c'era anche Pietro Bon, poi non c'era quello dell'Ausonia che ero quarto, perciò ho detto è un'occasione anche per guadagnare. Qui a 2 chilometri abbiamo cominciato ad aprirci e io sono stato furbo a inserirmi negli scatti giusti e poi a 1,5 chilometri ho trovato la botta, ho detto provo da solo e sono riuscito ad arrivare. Allora Karel, l'ultima tappa è stata difficile, ti hanno attaccato, sei riuscito a rientrare e hai avuto un po' di paura nel finale? No, non avevo paura di nessuno, ma è stato difficile rientrare al gruppo che era in fuga, ma alla fine sono rientrato e sono molto contento. Per te vincere una corsa a tappe al primo anno da junior è sicuramente una grandissima soddisfazione, un grande risultato. Sì, è un grande risultato, una grande soddisfazione. E questa gara mi è piaciuta moltissimo, bellissima gara, anche il tempo era bellissimo, quindi sono molto contento. Qual è il tuo idolo nel ciclismo? Il mio idolo nel ciclismo è Vincenzo Nibali. Allora Presidente, una grossa soddisfazione, questo ragazzo vincendo il Giro dei Friuli ha dato a tutto il team Giorgi. Penso che è un'immensa soddisfazione perché dopo tanti trofei che abbiamo vinto, questo qua è un altro nella nostra bacheca, un ragazzo così stupendo, sono molto orgoglioso di aver vinto questo Giro. La vostra formazione è una formazione che va per la maggiore, grazie proprio alla sua passione. Diciamo che ho la passione, ma devo dire grazie ai miei collaboratori che ci hanno dietro questi ragazzi e ai miei ragazzi che sono bravissimi nel fare le gare. E adesso i prossimi obiettivi del team Giorgi? Gli obiettivi del team Giorgi adesso punteremo alla 3 giorni aerobica, ma ogni domenica è sempre una festa, se si vince è un orgoglio. Campionato italiano? Quello è uno che ci manca nella mia bacheca, ci terrei a vincerlo un anno, speriamo. Renata Bagatin premia il presidente del team Giorgi, mentre ad Omar El Guzzi va il riconoscimento per l'atleta più combattivo e riceve il trofeo Andrea Carollo. La maglia Frogiline al primo corridore friulano va a Gioele Polano della Sacilese, classificatosi al 12° posto assoluto. Le maglie, dopo quella di leader giallo-blu, Regione Friuli Venezia Giulia di Karel Vacek, vanno sempre a Vacek e quella bianca dei giovani, dotazione Eurocasa. Quella verde dei Gran Premi della Montagna, formaggio dal Ben Latteria di Aviano ad Emanuele Ansaloni. Quella azzurra dei traguardi volanti, Unieuro Baviera a Giulio Masotto. Ed infine quella rossa a punti Klaber che va a Fabio Mazzucco.